piedi del Monte Monaco, San Vito Lo Capo e Bagheria per centrare punti importanti vicini al giro di boa della stagione. Un saluto qui da Gabriele Rispetta dal comunale della città di San Vito Lo Capo, dove andrà in scena la gara tra i ragazzi di Mister Colombo e quelli di Mister Tomasello. A breve andremo con le formazioni dell'incontro, andremo a spulciare i nomi dei protagonisti che oggi proveranno a portare a casa il bottino che questa partita mette in palio. Gara sicuramente dal profumo di opportunità, di grande chance per il San Vito, che adesso si mette in posa per la foto di gruppo. La stessa cosa sta facendo il Bagheria. Qua invece abbiamo anche le ultra di San Vito che ci vogliono fare vedere pure lo striscione che hanno proprio dedicato ai loro beniamini, tant'è che li abbiamo pure inquadrati. 90 minuti di battaglia per sudare la nostra maglia da parte dell'ultra del San Vito Lo Capo. Ovviamente saranno 90 minuti di sudore, di battaglia agonistica per portare a casa una posta in palio, come dicevamo anche in apertura, importantissima. San Vito che si schiera con il solito 4-2-3-1, Sandu in porta, la Commare, Turen, Ndiaye e Salotti dietro, Chieffo, oggi capitano, che ha anche portato la sua creatura al centro del campo per i saluti iniziali. Insieme a lui a centrocampo c'è il solito Mustaccia e poi Bulades, D'Amico e Tarantino alle spalle di Guaiana. Per quanto riguarda invece il Bagheria, in questo momento si dovrebbe schierare con un 4-3-3, la formazione di Mister Tomasello. Davanti ai pali si schiera ovviamente Cannizzaro, poi in questo momento abbiamo Gallina a destra con Florio e il buon Pennisi, che sono in questo momento i riferimenti difensivi. A sinistra sta giocando Costa, vedo che qua l'errore da parte della difesa del San Vito, che prova subito a rimediare. A centro del campo invece Petrullo fa da metronomo, assieme a lui in questo momento figurano lì dietro Ballariano e Abate. Attacco riservato alla classe e all'estero dei giocatori più tecnici che ha a disposizione Mister Tomasello: Aramburu, Caldieraro e Giglio. Pallone subito a cercare proprio il tentativo di Giglio, prova a mantenere il pallone in campo, poi qua Aramburu si lamenta. Giglio, era tutto buono, sembrava fosse partito con un attimo di anticipo rispetto ai difensori, l'aveva proprio impacchettati, però poi il tocco sotto non è stato a livello delle prestazioni che sta offrendo già da 18 mesi Giglio al servizio del Bagheria. Se n'è andato il suo compagno di reparto Girgenti, direzione Z Milano, un progetto bellissimo portato avanti dal presidente Pellegrini, in arte ZV Jackson, un progetto che unisce social e calcio dilettantistico. Qua invece il San Vito prova sempre sulla destra con questo cross messo al centro da D'Amico senza colpo ferile. Sono passati 120 secondi, ma già stava rischiando di cambiare il punteggio qui al comunale con il tocco sotto di Giglio, che aveva preso in controtempo la difesa, in particolare Ndiaye, che in questo momento è terzino, quindi probabilmente non è Chieffo a fare compagnia a Mustaccia, bensì in questo momento sembrerebbe essere Sadotti. Quindi Ndiaye dirottato sulla sinistra, poi il pallone passa, cade il buon Caldieraro, Giglio viene anticipato, può ripartire il contropiede del San Vito quindi con Bulades. Occhio a Romito Bulades, sua destra prova a mettere il cross al centro, viene deviato. Palla San Vito, viene battuta subito, la rimessa con le mani con Bulades che va a Sadotti, scambio veloce, ancora Bulades, rientra, sinistra al centro, Cannizzaro la prende senza particolari patemi e adesso porta avanti il pallone senza essere disturbato Petrullo. Bagheria ovviamente alla ricerca di punti importanti in chiave salvezza, anche se il Montelepre è lontano.
8 punti di distacco con una gara in più giocata ieri dal Montelepre, che ha perso in casa contro il Castellammare, i cugini del San Vito, che invece d'altro canto dovrebbe cercare di arrivare a quella che sarebbe la quinta vittoria nelle ultime 6 partite. L'unico neo, la gara persa qui in casa contro il Camarat, una gara che magari ai punti il San Vito sicuramente non meritava di uscire senza neanche la gioia agrodolce del pareggio, però questo è il calcio. Il Camarat ha fatto di necessità virtù nel corso delle ultime 3 gare, vincendo contro Licata, San Vito e Marsala con solidità e cinismo, e sono anche le armi che, se te ne puoi fregiare, allora puoi davvero dire la tua nel corso di questo campionato equilibratissimo, nel quale il Bagheria sì ricopre l'ultimo posto utile per una salvezza tranquilla in questo momento, ovvero l'11°, ma è a 23 punti e si stacca a 7 lunghezze dal San Vito, che in questo momento è terzo. Quindi paradossalmente dal terzo all'11° posto ci sono meno punti di stacco che tra l'11° e il 12°. Questo per farvi capire quanto lì al centro della classifica ci sia una vera e propria corrida per determinare chi arriverà nelle prime 5 posizioni, chi si potrà fregiare del titolo di arrivare a disputare i playoff al termine della stagione regolare. Qua Guaiana riprende palla, troppo molle il passaggio di Costa, e comunque poi va subito a riprendere il possesso, poi la Commare in acrobazia la stoppa Petrullo, che poi con calma torna dalle parti del suo portiere Cannizzaro. Quinto di gioco già esaurito, ancora siamo nelle fasi primordiali della partita, va lontanissimo poi il buon Cannizzaro, la stoppa Sandu, ormai l'estremo difensore titolare del San Vito. Qua Ndiaye prova a farsi vedere ancora il numero 6 Abdou Ndiaye. Ndiaye dipende ovviamente da come si pronuncia quella I. Chieffo gira alle parti di la Commare, Guaiana di prima, esce un passaggio che paradossalmente è utilizzabile dallo stesso Guaiana, che vede Bulades, che però è in fuorigioco, non va neanche alla conclusione Bulades, fuorigioco segnalato dal primo assistente, il signor Antonio Lalomia della sezione di Enna. Il direttore di gara, lo ricordiamo, è il signor Domenico Leone della sezione di Agrigento. L'altro assistente, quello più vicino a noi, alle tribune, è il signor Fabio Marino della sezione di Palermo. Gira palla adesso il Bagheria con la giocata qua a favorire Ballariano. Taglia il campo Ballariano, vede poi il tentativo dalla distanza qui Mario Abate. Adesso pallone che viene stoppato e viene rilanciato in avanti dal San Vito, a cercare un'altra volta la corsa di D'Amico, che però sta giocando un po' più dirottato sulla fascia con Bulades, che sta ricoprendo il ruolo di trequartista alle spalle di Guaiana, quindi potrebbe anche essere una scelta definitiva o temporanea da parte di Mister Colombo, un prestigiatore autentico che sa trarre il meglio dei suoi in ogni situazione. Qua Gio se ne va, Gio in aria, può giocare, Gio salta un altro avversario e si stoppa su Sandu, che ha fatto un grande intervento. Poi c'è un fallo commesso da Gio, va Chieffo a muso duro con Raffaele Gio, che viene allontanato dal direttore di gara. Gio ha scalciato poi Sandu, ci sentiamo di dire, speriamo di dire, non in maniera volontaria, probabilmente nel tentativo di riprendere il pallone che è rimasto in zona. Gio ha dato un altro colpo a Sandu, che già però stava in preda al dolore, disteso per terra. Grande uscita di Sandu che chiude la porta. Gio ha avuto un'altra grande occasione lì a destra. Il Bagheria sembra essere più propositivo, prima con Giglio, poi anche con l'inserimento di Abate, e quindi attenzione, perché il San Vito sembra un po' traballante lì sulla corsia mancina.
Qua Touré trova senza problemi Mustaccia, che poi vuole mandare lontano per Tarantino. Stoppa il pallone Petrullo. E allora Cannizzaro. Rilancio di Cannizzaro a cercare il controllo di Abate, che deve lasciare scorrere. Qua proprio sotto la nostra postazione può giocare Abdou Ndaye. Poi è qua Sadotti, scontro con Abate che abbiamo visto proprio perfettamente. C'è stato sicuramente lo scontro, ma è stato valutato come di gioco dal direttore di gara. Poi prova a scappare lì il buon Caldieraro, riprende palla ancora lui, prova a farsi vedere il brasiliano, appoggia dalle parti di Petrullo, che poi voleva un filtrante per l'inserimento del numero 9 Juan Cruz Aramburu. Grande colpo di mercato invernale del Bagheria, così come Caldieraro. Adesso occhio, perché riprende palla qui Capitan Florio e poi ritorna dalle parti del suo compagno di reparto, almeno per il momento, Pennisi. Anche lui acquisto della sessione invernale per quanto riguarda il Bagheria. Qua continua a far giocare, è uno che il fischietto lo usa di rado, il signor Leone predilige un gioco attivo, un gioco vivo, un gioco anche aggressivo, intenso al centro del campo. Siamo nel corso del 10° minuto di gioco e il punteggio è ancora fisso sullo 0-0 qui al Comunale di San Vito, dove comunque tanti gol non abbiamo quasi mai visti. San Vito è una squadra molto solida che tende a sfruttare le occasioni che si crea. Sa essere giochista, ma sa essere soprattutto una roccaforte quando ci si mette. Il trucco però è prima andare in vantaggio. Adesso occhio, perché il pallone viene ripreso da Abate, può andare poi Giglio, anticipato con un fallo. Allora calcio di punizione per quanto riguarda il Bagheria, con l'uomo più attivo per ora in campo, che sembrerebbe essere Raffaele Giglio, che già ha 2 occasioni virtuali potenziali le ha avute. Una effettivamente comunque l'ha sprecata con lo scavetto per Sando impreciso, poi ci ha provato Juan Aramburu ad arrivare sul pallone. Sembra dirottato sulla destra Giglio, ormai quello diciamo che è un pochettino il suo punto di forza, che ha cambiato quindi i suoi compagni di reparto. Iniziando erano Ordonez e Girgenti, adesso poi attenzione a questo calcio di punizione. Va Giglio, colpisce la barriera, si apre la Lettone di Guaiana, poi prova a riprendere il pallone di San Vito. Bagheria che si difende, prova a rimanere avanti con il buon Caldieraro che cerca di entrare in area di rigore, viene bloccato e poi Chieffo fa ordine, ottiene una rimessa con le mani. 12° in corso, San Vito che qua ha rischiato, ma in maniera molto controllata su questo calcio di punizione, che ha provato a battere il buon Raffaele Giglio, uno dei talenti più luminosi della rosa di mister Tomasello. Parliamo appunto di Girgenti, di Ordonez, grandi AD, però sono arrivati anche grandi nomi a Bagheria. Ora occhio però a questo contropiede che viene subito stoppato dalla solidità e dall'intelligenza tattica di Pennisi. Poi ancora una volta Bagheria fermato, qui Caldieraro, poi Bulades viene innescato, ancora Bulades, salta un avversario, Bulades sterza, ancora lui, fa impazzire Florio, mette al centro dove c'è Tarantino che colpisce così e si spreca questa azione per il San Vito. Ancora Bulades attivo sul fronte offensivo. Ha un grande avversario oggi in costa in Florio. Non avrà vita facile, ma per ora sta facendo vedere perché Romito Bulades è così amato e apprezzato dalla tifoseria di San Vito Lo Capo, città nella quale è tornato dopo la brevissima esperienza al Marsala di questo inizio stagione. Occhio adesso al rilancio per Giglio, ancora lui contro Ndiaye. Giglio prova a entrare in aria, Ndiaye prova a fermarlo e ce la fa con l'aiuto del suo compagno di reparto. Allora può andare il San Vito, viene fermato però l'avanzare di Tarantino, che ha avuto la grande occasione, ha avuto
la palla per trovare il suo secondo gol consecutivo dopo la realizzazione di Castelvetrano contro la sua ex squadra, la Folgore. E adesso rinviene, sarebbe meglio utilizzare qui il Bagheria grazie alla chiusura di Gallina che va da Cannizzaro. Giro palla da parte dei ragazzi di Tomasello che provano ovviamente a mantenere un assetto ancora bilanciato per questa gara, che però è partita con i presupposti migliori, con tante occasioni. Qua c'è uno scontro con fallo commesso da Aramburu, classe 2003, Aramburu argentino, avventure in patria, anche in Cile, prima di arrivare in Italia, in Calabria. Ha iniziato la stagione qui in Sicilia, nel Niscemi, adesso è pronto a mostrare le sue qualità qui nel campionato del girone A di eccellenza. Bulades prova un'altra volta a far impazzire i suoi avversari sulla fascia. Giglio si accentra, ma c'è Touré che prende in carica l'operazione Giglio. E adesso Tarantino, ancora Tarantino a cercare Guaiana, pallone a metà, c'è Ndiaye, un mancino all'improvviso, pallone che esce fuori, ma si accende il comunale di San Vito. Si era sovrapposto bene a Tarantino qui Abdou Ndiaye, non è bastato però per trovare il suo secondo gol stagionale. Pallone che viene adesso girato dal Bagheria nella sua area di rigore, va lontano Cannizzaro, la testa di Lacommare ad allontanare rispetto a Costa. (0-0) ancora qui dal comunale di San Vito. Noi vi ricordiamo che in questa domenica piena di gare per quanto riguarda il girone A di eccellenza ce ne sono ben 7, tutte alle 15, tutte in contemporanea. Noi vi ricordiamo che abbiamo altre 2 gare in diretta. Qua entra in ritardo Chieffo e c'è il giallo corretto assegnato dal direttore di gara, che non ci ha pensato su 2 volte ad estrarre il cartellino nei confronti di Lucas Chieffo, che è entrato in ritardo rispetto ad Aramburu, che si rialza con particolari difficoltà. Giallo per Chieffo, che è il primo minuto della gara. Siamo al 15°, anzi siamo adesso al minuto 16 e 16, quindi arriva il primo ammonito della contesa. Pallone nel frattempo sulla fascia mancina per quanto riguarda il Bagheria. Le giocate di Caldieraro, quella che arriva al centro, deviazione finale di Gio un'altra volta, Sandu la fa sua. Poteva essere più pericolosa questa azione per quanto riguarda il Bagheria. Va lontano Sandu, prova a controllare e a fare qualcosa di complicatissimo Bulades, che però non demorde, anzi si assume la colpa di questo controllo mancato, ringraziando Sandu per il pallone. Giallo quindi per Chieffo, è il primo momento della gara. Adesso lotte al centro del campo, prova a uscirne il San Vito, spunta Petrullo che viene però bloccato, ancora Bulades per D'Amico, in aria D'Amico mette il traversone, c'è Tarantino che mantiene la sfera in campo e allora Ndiaye guarda di nuovo l'aria, sinistro che viene sventato, ancora San Vito con Mustaccia, bloccato anche il numero 10. Adesso il Bagheria voleva ripartire in contropiede, ma Sadotti sporca tutto. Lacommare prova a rendere definitivo questo possesso San Vito. Guaiana trattenuto il puntero del San Vito, ma non c'è nulla per il signor Leone. Arriva Ndiaye ancora con tanta spinta, forse un po' troppa, perché si allunga il pallone. Alla terra per quanto riguarda il Bagheria, a cercare lì davanti Aramburu.
Poi rischia Sadotti, ancora l'argentino che però favorisce Bulades che va lontano a cercare Guaiana in area di rigore, il numero 9, il tacco di Guaiana per l'arrivo di D'Amico, esterno della rete. E qua il San Vito quando gioca a un tocco sa essere davvero complicato da stoppare. Cannizzaro però sembrava comunque in traiettoria, rimessa al fondo per il Bagheria. Adesso attendiamo la battuta di questo calcio di rinvio da parte del portiere del Bagheria che è già arrivato. Noi ricordiamo comunque che in diretta abbiamo anche altre 2 gare della giornata. Mette giù qui il pallone ancora una volta il Bagheria con Caldieraro, poi Petrullo, Sandu con calma, Jonut Sandu ci ha provato Petrullo dopo un rimpallo che aveva favorito la ripresa palla da parte del numero 4 qua Guaiana, il tocco ancora San Vito, Guaiana cambia per Bulades. Si fa vedere il puntero, ancora Bulades che in realtà era stato servito da un avversario, rimessa con le mani per il San Vito. Potrà battere nuovamente Bulades se non vado errato, ma la Commare si propone, batte il 7, anche perché credo che andrà in aria perché è piena di maglie bianche. Pallone che arriva proprio lì, lunga gittata di Bulades, poi lotta Sadotti. Può arrivarvi D'Amico, un po' di confusione, ma il Bagheria rimane attivo. 20° di gioco qui al comunale di San Vito, ai piedi del Monte Monaco. Ancora non c'è nessun gol da segnalare nella gara tra San Vito Lo Capo e Bagheria, gara numero 18 del campionato di eccellenza, la numero 3 di questo girone di ritorno che è iniziato nella maniera migliore per il San Vito. Se togliamo ovviamente l'inciampo del Camarat, in realtà è un periodo comunque fortunato per i ragazzi di Mister Colombo che recriminano solamente quella partita dove comunque ai punti magari meritavano almeno il pareggio. Spunta lì Bulades, la Commare ancora per Bulades, guarda la porta col sinistro, Cannizzaro che poi va lontano, una certezza il portiere del Bagheria che poi chiama in causa l'altro collega ovvero Sandu che vola e stoppa il rilancio lunghissimo del portiere, un passato anche nelle cantere delle migliori squadre del territorio. Adesso difende la porta dei nerazzurri con particolare fierezza, uno dei migliori acquisti a detta di tanti tifosi bagheresi della squadra nerazzurra nel corso della stagione. Adesso a proposito di conferme c'è Giglio che va a sinistra dove c'è Caldieraro, prova anche a farsi vedere il brasiliano con difficoltà, la tocca per ultimo non la Commare bensì proprio Caldieraro, perché il signor Leone è andato sicuro ad indicare Sandu e quindi non abbiamo dubbi neanche noi nell'assegnare la rimessa al portiere del San Vito di origini rumene, che ha iniziato a giocare con continuità in Molise, ora è diventato praticamente il numero 1 del San Vito. Complice anche l'infortunio di Rusconi che ne ha aumentato il minutaggio. 23esimo, siamo alla metà del primo tempo che sappiamo adesso, al netto poi di eventuali minuti di recupero. 0-0, gara che sembrava essere partita nella maniera migliore possibile, con comunque ottimi spunti per arrivare a occasioni potenziali e effettive da gol. In realtà si è un po' assopita poi nella fase centrale di questa prima frazione, siamo in attesa ancora dei lampi, dei migliori giocatori, e ce ne sono tanti che possono dire la loro qua con
particolare calma olimpica. Chieffo, serve Tarantino, poi Ndiaye in area di rigore. Touré non butta il pallone il San Vito, qua però vuole troppo Mustaccia, c'è Petrullo, a centimetri dal gol del vantaggio il Bagheria c'è stata una deviazione e quindi calcio d'angolo, ancora Tommy Petrullo, un gol quest'anno in campionato ma lo stava facendo bruttissimo qui a San Vito Lo Capo, che tira un sospiro di sollievo, però c'è ancora l'occasione Bagheria con questo calcio d'angolo. Pallone che arriva in aria, lo mette fuori Ndiaye e poi batte male Caldieraro. Potrà giocare quindi Sandu, che se l'è vista brutta sul tiro da una venticinquina, trentina quasi di metri di Petrullo, che aveva rubato il pallone a Mustaccia e poi poco dopo aver strappato il possesso agli avversari ha provato direttamente il tiro. Qua ancora Petrullo, tracotante, ma dove c'è Giglio che viene bloccato. Ma che partita sta facendo il numero 4? Adesso occhio, perché Mustaccia si impegna per evitare che il pallone venga nuovamente perso. Bulades per D'Amico, controlla il numero 8, c'è il tocco velenoso di Florio, poi rimane a terra un giocatore nerazzurro. Credo che qui sia stato un incrocio di gambe, un fallo commesso da Mustaccia. Non sembra intenzionato ad estrarre il cartellino il signor Leone, che va a dire due paroline a Mustaccia, che non è il primo intervento neanche particolarmente veemente del numero 10 sanvitese, che il talento comunque ce l'ha fatto vedere anche nel corso di questo e soprattutto nel corso di questo campionato. Lui e Guaiana, i due sanvitesi doc che sono tornati alla casa base per regalare un sogno alla loro città, e lo stanno facendo con Mister Colombo alla guida con tanta passione. Ma occhio a Petrullo, che oggi sembra Modric. Pallone per Caldieraro, ancora dietro, cross messa al centro dove aveva provato a staccare Aramburu, ma lì serviva la scala di 3 metri per arrivare su questo cross messo all'interno dell'area di rigore di Sandu. Ancora una volta Joao Caldieraro, che aveva provato questo cross al centro. Batte. Pallone che non viene giocato da Ballariano, e allora può andare Bulades. Ancora Romito Bulades, Tarantino scappa oltre la linea di difensori, allora ancora Bulades, mantiene il pallone, mette al centro, viene fermato, ma quando parte palla al piede è sempre un potenziale pericolo. Romito Bulades tocca di nuovo al San Vito, non al 7 bensì al 10, bensì a Leo Mustaccia, che metterà il pallone al centro per cercare la deviazione decisiva da parte di qualcuno dei suoi compagni. Salgono le torri, 27 sul cronometro di gare, ancora 0 pari qua al Comunale. Tocca al San Vito, batte corto per D'Amico, Mustaccia, ancora D'Amico al centro, anticipato la Commare, poi deve prendere questo pallone Tarantino, lo arpiona, ancora l'11, Tarantino per Ndiaye, mette il destro, arriva Mustaccia al volo, ha coordinato bene questo destro Leo Mustaccia, che è rimasto in quelle zone dopo aver battuto il calcio d'angolo. Non colpisce la porta però da pochi passi, seppur al volo, seppur con un coefficiente di difficoltà che si era alzato a dismisura per andare a battere contro Cannizzaro, che poi gioca un po' col pallone e va dalle parti di Costa. Anticipato Aramburu, Petrullo ancora a sinistra dove viene bloccato qui Costa, che aveva provato ad avanzare come mezzala, poi Bulades lotta con Florio, gara tra velocisti, arriva sul pallone Romito Bulades ancora, che poi viene fermato senza fallo
ma sta giocando divinamente, come ormai ci ha abituati comunque a fare da un po' Romito Bulades, che per ora è il secondo miglior marcatore stagionale del San Vito, alle spalle del solo Guaiana, che porta in dote quella tripletta siglata ai danni della Folgore qui praticamente ormai un girone fa. Alla fine viene segnalato il fallo, non dal signor Leone, bensì, anzi no, confermo che non è punizione, ci aveva confuso il fatto che aveva messo il pallone a terra a Bulades, in realtà è rimessa con le mani. Bulades appoggia ancora per la Commare, che prova a mettere il pallone al centro, che arriva adesso con qualche secondo di ritardo, ma riesce a uscire il Bagheria. Ha un'autostrada davanti, Giglio che però si scorda del pallone, e allora dai, recupera D'Amico, trattenuto da Caldieraro, calcio di punizione, e credo che ci possano essere gli estremi per un cartellino, ma il signor Leone qua non lo estrae. E allora calcio di punizione per il San Vito, arrivati alla mezz'ora di gioco. Bulades per D'Amico, appoggia dietro la Commare, ancora D'Amico, chiama palla Andaie, D'Amico si riappoggia a Sadotti, Chieffo, D'Amico col tacco, libera Sadotti, ottima l'idea, gioca veloce il San Vito, poi il pallone messo in centro per Guaiana, che rimane lì. Guaiana ha segnato il bomber. Guaiana in qualche modo manda avanti il San Vito. La dedica a Miss e Baby Guaiana da parte del numero 9, che fa impazzire il suo popolo, e avanti il San Vito al 31esimo, la sblocca ovviamente Guaiana. Il primo tentativo verso la porta di Cannizzaro, tenendo quindi tutti sulle spine e prendendo la difesa del Bagheria in controtempo. Ha avuto poi la rapidità e la lucidità di andare verso la porta avversaria lo stesso Guaiana, che si è fatto il controllo da solo e poi ha tirato, non potente, ma l'importante è che sia entrato questo pallone calciato dal numero 9. Stavamo parlando poco fa dei migliori marcatori stagionali del San Vito, di quella tripletta fatta da Guaiana qui contro la Folgore. Beh, arriva il gol numero 6 del suo campionato e si va a piazzare tra i migliori. Adesso occhio però, a sinistra D'Amico rimette al centro, Guaiana era ancora in aria, manda lontano Capitan Florio rischiando anche il controllo con il braccio, ma l'esperienza che ha Salvo Florio aiuta. Qua invece Caldieraro viene bloccato in maniera irregolare, viene dato il vantaggio, ma anche più avanti Petrullo viene fermato in maniera non consentita dal regolamento. Allora calcio di punizione per il Bagheria, che deve reagire adesso dopo il gol di Guaiana. Una gara molto equilibrata fino a questo momento, non ci sentiamo di dare la palma di migliore ad una delle due squadre. Per ora la decide il guizzo di Guaiana, ancora pallone che viene girato dalle parti di Caldieraro, si sovrappone a lui Costa, stoppa però Bulades solo per un attimo. Caldieraro non si intende con Aramburu, e poi San Vito che non rischia di più lì nell'area di rigore di sua proprietà, ma Chieffo esce con personalità, non butta fuori il pallone la formazione di casa rischiando il recupero palla degli avversari, ma esce divinamente in contropiede. Si propone Tarantino, Bulades lo vede adesso, è tutto buono, Tarantino in aria, Tarantino, la deviazione finale di Florio, ma il San Vito riesce ad andare in doppio vantaggio con l'asse Bulades Tarantino. Spettacolo al Comunale, San Vito avanti 2-0.
aveva provato ad evitare il gol Capitan Florio, ma non è bastato. Tarantino e Bulades, la stessa equazione che aveva portato 3 punti a San Vito, al Marino di Castelvetrano, si ripetono entrambi nello spazio di pochi secondi con questo assist fenomenale del numero 7, l'inserimento da punta di Tarantino, che trova quindi il suo secondo gol consecutivo. Si è sbloccato definitivamente Peppe Tarantino dopo l'addio di diversi pezzi noti dell'attacco sanvitese. Si sta ritagliando la sua scena e dopo Guaiana trova la rete quindi Tarantino. San Vito che nello spazio di 3 minuti ha cambiato l'inerzia del match. Occhio a Petrullo, non è bloccato e poi spazzato via dalla Commare. Guaiana stoppa, poi Mustaccia viene fermato, mette fuori Gallina, poi lotta Ramburù, ma Ndiaye ha il possesso, sventaglia questo pallone per Bulades che controlla ovviamente, ma viene poi fermato. Poi Sadotti mette giù ma favorisce la ripresa palla di Ballariano che va dove c'è Aramburu. Ancora l'argentino, Aramburu ha spazio, va da Giglio in aria, Giglio controlla, va col sinistro, bloccato Raffaele Giglio e poi evita anche il calcio d'angolo Mustaccia. Bagheria che ci ha provato in contropiede, sono sicuro che non sarà piaciuto questo a mister Colombo, che credo che in questo momento tutto è tranne che soddisfatto, anche se il San Vito è avanti di 2, perché questa è la mentalità degli allenatori vincenti e sicuramente non può esserlo d'altro canto mister Tomasello, che aveva visto 30 minuti di una solidità buona, sufficiente, promettente per il Bagheria. Poi il castello di carte è caduto con il guizzo di Guaiana e il contropiede di Tarantino, firmato comunque dalla penna lussureggiante di Bulades. San Vito che ha fatto impazzire i suoi stessi tifosi con questa grande parte di gara, con questi 2 fulmini che si sono abbattuti sul Bagheria Città delle Ville ai piedi del Monte Monaco, quando siamo al 36. Segnaliamo che c'è Giglio a terra. Vediamo se è un colpo oppure se è un qualcosa di più grave. Ci spostiamo con la camera anche dalle parti di Raffaele Giglio, che non sembra al meglio. Vediamo se può continuare. Viene aiutato dagli avversari, da Touré, da Ndiaye, da Tarantino, e vediamo, c'è un cambio, non ce la fa, quindi Giglio si tocca la spalla, quindi credo che abbia avuto un problema in quella zona del corpo, esce, quindi Lele Giglio, uno dei migliori dell'attacco, anzi il migliore sicuramente dei 3 d'attacco del Bagheria, ma un infortunio lo coglie impreparato e deve uscire dal campo. Quindi adesso tocca al numero 19, buon Gabriele Picone. Siamo al 38esimo. Adesso viene preso in controtempo Aramburu, Chieffo lascia scorrere questo pallone con classe, duello tutto argentino, Chieffo Aramburu. Per ora lo sta vincendo l'argentino del San Vito, il difensore centrale del San Vito, anche se c'è un cartellino giallo che pende sulla sua testa come una spada di Damocle. Qua occhio a Ndiaye che rischia qualcosa, Mustaccia lo aiuta, triangolo che continua a arrivare a destinazione. Ora c'è la corsa in quella zona di campo di La Commare che prova a tenere botta
aveva cercato anche Bulades, che però con un colpo di tacco sopraffino non riesce a mantenere il pallone in campo. Picone si viene a prendere il pallone nella propria metà campo, ultimo tocco qua di Sadotti, quindi rimessa per il Bagheria. Ripetiamo quindi che è uscito Raffaele Giglio, una prestazione comunque buona da parte del giocatore del Bagheria, il più pericoloso, forse addirittura tra i 22 in campo, con quello scavetto dopo qualche secondo e con l'azione sempre maturata sulla destra qualche minuto dopo. Adesso Sandu può giocare come vuole perché il pallone gli è arrivato dal lancio di Pennisi, la prenderà con le mani e poi andrà con il rilancio potente a cercare un'altra volta Guaiana. Florio non precisissimo, arriva Petrullo a dargli una mano, poi Ballariano prova le giocate, il numero 7 bloccato Ballariano e c'è Guaiana, può arrivare anche a lui Guaiana, aspetta il numero 9 Bulades. Ultimo tocco non del 7 nerazzurro, non di Ballariano, bensì del 7 in maglia bianca oggi, ovvero Romito Bulades. Siamo al 40esimo, il pallone è per Abate. Picone scivola, la riprende Touré, seppur non in maniera precisa. E allora occhio perché Aramburu continua ad avere il possesso, poi alla fine la palla capitombola dalle parti di Aziz Kader Touré. Qua fallo su D'Amico commesso da Pennisi, che ha cambiato la data a Bagheria nel corso dell'ultima sessione invernale. Lui con un passato tra Cireale e Cicatena, sicuramente di livello per quanto riguarda il classe 98, che insieme a Florio sta cercando di tenere alta la difesa e l'onore del Bagheria Città delle Ville, seppur non è la situazione migliore possibile per i ragazzi di mister Tomasello. Qua proprio Pennisi, Gallina voleva Abate che mantiene il pallone in campo, Aramburu poi vola e con lo stacco riesce a servire Petrullo. C'è Ballariano in zona, salta Bulades, ancora Ballariano, prova a mantenere il pallone, lo riprende però Sadotti, che poi può anche aprire ma non si fa ingolosire. C'è D'Amico invece al limite, D'Amico ha provato il mancino ma esce fuori una conclusione sbilanciata. Comunque era sicuramente un canovaccio da seguire questo tentativo alla distanza per quanto riguarda invece D'Amico. 42esimo in corso, siamo vicini alla fine del primo tempo, con il San Vito che l'ha messa su un binario preferenziale in 2 minuti, dal 30esimo al 32esimo ha trovato le 2 reti che per ora sono anche quelle che figurano nel tabellino di San Vito Bagheria. Le reti fino a questo momento di Guaiana e Tarantino. Sandu si impenna questo pallone, Tarantino per Guaiana, ancora i 2 autori dei gol odierni del San Vito. Guaiana prova a controllare ma è una cosa complicatissima, ancora il numero 9 Abate può accontentarsi qua della rimessa con le mani. Gallina, Pennisi, ancora Petrullo, il tentativo alla distanza con Sandu che mette in calcio d'angolo, ci aveva provato Ballariano, preso un po' in controtempo anche Jonut Sandu, è riuscito con un riflesso felino a metterci una pezza. Calcio d'angolo per il Bagheria che si fa vedere, pallone che arriva in aria, esce un'altra volta Guaiana, poi Bulades prova a mantenere il possesso, una spallata regolare al suo avversario e poi Guaiana
prova a uscire, non ce la fa. Caldieraro mette il pallone al centro, ancora Touré, perfetto nell'anticipo e San Vito può distendersi in contropiede. Tarantino chiama palla, gli arriva adesso con un po' di ritardo perché Cannizzaro fa una chiusura alla Maldini, ma c'è ancora Daie, c'è ancora San Vito con addirittura Touré che si trovava dall'altra parte del campo. C'è fallo, ma la bandierina del signor Lalomia era già alzata e quindi Touré si trovava in posizione di fuorigioco e mi sembrava anche che ci fosse questo fuorigioco di rientro da parte del centrale di Mister Colombo. 2-0 al 44 di questo primo tempo. Bagheria che prova a farsi vedere per riaprire la contesa dalle parti di Sandu. Ancora Bagheria, ancora con Ballariano che appoggia per il suo compagno di reparto. Poi il tentativo qua per la corsa provata sulla fascia mancina da parte del Bagheria. La riprende Sandu che poi la lascia lì a terra. Picone ci aveva provato prima e qua va a pressare lui che è più fresco di tutti, è entrato al 38esimo dopo l'infortunio corso a Giglio, credo un problema alla spalla, ma potrebbe anche trattarsi di qualcos'altro. Guaiana qua va a vuoto, D'Amico va a lottare, ancora Guaiana con D'Amico, c'è fallo però di Simone Guaiana, troppo veemente l'intervento dell'autore del primo gol della rete che ha sbloccato la gara e che ha sbloccato anche un po' Guaiana. La sesta realizzazione in questo campionato, stacca quindi ancora di più Bulades che in questo momento è a 3, chi invece vola a 2 è Tarantino con la rete di qualche minuto fa, ma adesso Mustaccia vuole Bulades, mette il turbo il numero 7, ma arrivare su questo pallone è impossibile anche per un velocista come l'italo argentino Paolo Romito Bulades, un mito a tutti gli effetti. C'è un minuto di recupero per quanto riguarda il signor Leone, alzato solamente l'indice il fischietto agrigentino e adesso quindi c'è il countdown, ultimi 40 secondi alla fine di questo primo tempo. Qua ha preso in controtempo Gallina, può andare Tarantino, ma è bravo Pennisi a rimanere duro sulle sue gambe. Adesso ancora una volta Petrullo va alle parti di Abate, Petrullo insiste, mantiene il pallone, sta facendo una grande partita Petrullo, ma non sembra essere accompagnato a dovere, coadiuvato a dovere dai suoi compagni di reparto. Qua c'è un fallo invece siglato dal signor Leone, subito dal Bagheria, che chiuderà in avanti questo primo tempo con la punizione che probabilmente metterà al centro Tommaso Petrullo. Salgono le torri per i nerazzurri che vogliono evitare ovviamente di andare a prendersi un tè caldo con il passivo di 2 gol di distacco. Fischia Leone, andrà al centro Petrullo, pallone che arriva proprio lì e c'è la deviazione finale di un giocatore del San Vito, ma fischia 2 volte Leone, finisce il primo tempo. Si sta facendo del male da solo qui il San Vito, che va però a riposo con 2 reti di vantaggio siglate da Guaiana e da Tarantino tra il 30esimo e il 32esimo. A tra poco signori con il racconto integrale del secondo tempo di Città di San Vito Lo Capo contro Bagheria Città delle Ville. A tra poco. Siamo qui con Mister Mignone dopo l'ottima vittoria del Castellammare sul CUS per 3-0.
Mister, innanzitutto complimenti, oggi la squadra ha girato davvero bene, è stata in controllo della gara fin dal primo momento, nonostante ci siano stati durante la partita diversi momenti nei quali era complicatissimo giocare per via delle condizioni del tempo. Sì, grazie. Infatti so che gli altri due anticipi del nostro girone sono stati sospesi, era oggi veramente complicato, però abbiamo chiesto all'arbitro che ci ha detto di giocare compatibilmente con la situazione contingente, abbiamo cercato di farlo meglio possibile e chiaramente il gol di Musso dopo un minuto ha reso le cose un po' più facili, perché questa partita nascondeva molte insidie, siamo stati bravi e fortunati a sbloccarla al primo tentativo e da lì la squadra si è sciolta, perché veniamo da un momento un po' complicato nelle ultime 5 partite, la seconda vittoria, però bene, sono contento, bella reazione. È una gara che toglie un po' le castagne al fuoco dal punto di vista della classifica, 3 punti importanti, anche perché, come ha detto lei, sono arrivati in un momento complicato non solo dal punto di vista dei risultati, dei punteggi, ma anche per le diverse assenze. Oggi non c'era Messina, molti erano acciaccati, però anche chi è entrato alla panchina ha risposto presente. Sì, non siamo nelle condizioni ottimali, in questo momento stiamo facendo di necessità virtù per quanto riguarda la rosa, che è un pochettino corta, però non cerchiamo alibi, come ho detto ai ragazzi prima della partita, non cerchiamo alibi, non cerchiamo scuse, andiamo in campo, giochiamo al meglio delle nostre possibilità, oggi lo abbiamo fatto bene e lo faremo bene anche in futuro. Credo che la classifica va guardata nel suo complesso e bisogna considerare che nelle ultime 5 abbiamo incontrato Licata e Marsala, non eravamo dei fenomeni quando abbiamo cominciato il campionato, non siamo diventati dei brocchi adesso, ci giocheremo le partite con tutti, con le nostre forze. Mister Angelo Tomasello, 2 partite contro il Licata, in entrambe le volte si può riassumere con a voi gli applausi e a loro i punti. Eh sì, come dire, la forza di queste squadre è questo, diciamo, saper sfruttare le occasioni che hanno. Chiaramente io oggi posso solamente essere orgoglioso della gara dei miei ragazzi. È stata anche una settimana particolare in cui abbiamo perso anche un giocatore per noi molto importante, Kevin Girgenti, quindi siamo in un momento, diciamo, di mercato un po' particolare, ci stiamo riorganizzando dal punto di vista proprio offensivo, però i ragazzi hanno fatto una partita gagliarda, peccato per l'episodio soprattutto del primo gol, lo voglio rivedere perché, diciamo, chiaramente queste disattenzioni poi si pagano contro queste grandi squadre, però nonostante questo i ragazzi hanno saputo tenere botta, abbiamo pareggiato e abbiamo tenuto bene, peccato poi alla fine subire il gol, però ripartiamo con la convinzione di aver fatto anche oggi un buon lavoro. Chiaramente non portiamo a casa punti, però pensiamo alla prossima. Ecco, sono partite che danno, appunto, come dicevi tu, consapevolezza, anche perché comunque una squadra che comunque avrà una veste ancora diversa nelle prossime partite, che comunque nonostante le difficoltà se l'è giocata ad armi pari per gran parte della gara contro un avversario che sulla carta è considerato quasi imbattibile. Sì, grazie per questa considerazione. Devo dire che i ragazzi hanno saputo tenere botta, hanno saputo, come dire, difendersi nel momento in cui c'era da farlo, hanno saputo palleggiare, provare a fare la partita quando ci è stato permesso di farlo, e quindi sicuramente questo è un elemento che mi lascia ben sperare per il percorso che dobbiamo portare avanti da qua alla fine della stagione. Ecco, ti faccio una domanda un po' maliziosa adesso, considerando come si muove e come si evolve sempre la classifica, e considerando che ancora ci sono 13 partite da giocare, la guardi la classifica, la guardi la possibilità che anche i playoff non sono così lontani? Ma guarda, sinceramente, sarò sincero, non la guardo tanto la classifica perché noi dobbiamo fare un percorso che ci deve portare a quello che è l'obiettivo stagionale. Non sarà semplice, non è semplice perché le squadre sono tutte attrezzate, anche chi in questo momento è dietro di noi, quindi qua c'è un campionato in cui ogni gara ci sono punti da poter prendere, quindi noi dobbiamo pensare solamente partita dopo partita con l'obiettivo di raggiungere il nostro obiettivo, che quest'anno rispetto agli anni precedenti non si potrà raggiungere velocemente per via della nuova regola, come sappiamo, per cui non dobbiamo fare calcolo, non dobbiamo ragionare guardando troppo avanti, ma pensare solo alla partita successiva. Mister Lillo Bonfatto, altra partita tesissima col Bagheria, forse anche memoria di quello che è successo all'andata, altra partita molto bella tra due squadre
vittoria pesantissima, vittoria importantissima. Allora, noi intanto sapevamo di affrontare una squadra che secondo me, come ho detto nell'anteprima, è una squadra che gioca bene a calcio, ha tanta qualità, soprattutto in questo campo, un campo largo, profondo e soprattutto come terreno di gioco veloce, poteva metterci in difficoltà e così a tratti è stato, però devo fare complimenti ai ragazzi perché hanno tenuto bene il campo, sono stati un'altra squadra quando prende il pareggio in quel modo dopo aver sbagliato tanto il primo tempo, perché abbiamo preso poi 2 traverse, qualche gol l'abbiamo sbagliato. Si può disunire, invece devo essere onesto e devo fare complimenti a questi ragazzi che hanno cercato in tutti i modi di portare a casa la vittoria e così è stato. Poi il calcio anche è divertente, si diverte anche a creare trame interessanti. Il Camarat che vi ha inflitto la prima sconfitta stagionale in campionato e anche la squadra che ferma il Marsala e vi fa allungare in classifica. Sì, abbiamo visto che il Marsala ha perso, allunghiamo, però ripeto, già le avevamo 9 punti di vantaggio qualche settimana fa. Poi hanno recuperato, sono stati bravi loro, forse siamo stati meno bravi noi, però ora adesso dobbiamo cercare di continuare quello che stiamo facendo, forse non basta, dobbiamo fare sempre di più e già domenica abbiamo una partita molto complicata contro un Musilmeri che è una squadra forte, organizzata e quindi sicuramente sarà una partita difficile, però noi dobbiamo essere bravi a prepararla bene in tutta questa settimana e partire con la mentalità giusta, perché la nostra mentalità deve essere sempre quella di cercare di ottenere sempre il massimo e voglio fare un appello, abbiamo bisogno pure dell'aiuto del nostro pubblico. Ecco, ti interrogo su qualche individuo, non mi soffermo sui vecchi perché ormai è storia nota, si parla di loro da anni, mi soffermo sui giovani, in particolare altra grande prova di Greco in mezzo al campo, ma anche bell'impatto di Bennici perché è entrato nell'azione del gol e poi anche nel finale ha preso qualche fallo, è stato importante. Assolutamente, diciamo che Bennici si sta allenando da poco con noi, il ragazzo ogni giorno che passa cresce, ovviamente è merito suo ma anche merito dei ragazzi, dei grandi che lo aiutano in tutto e per tutto e quindi pian piano si sta creando il suo orticello perché quando è chiamato in causa fa sempre la sua onesta partita. A me non piace parlare di singoli, però Greco sappiamo è uno di quantità, è uno che non si sacrifica tanto. Sappiamo che siamo un gruppo forte, oggi mancava qualche giocatore importante, però il gruppo è sano, il gruppo è unito, abbiamo tutti lo stesso obiettivo e quindi dobbiamo cercare di continuare su questo passo e non possiamo decelerare. Con mister Cammarata, dopo l'importantissima vittoria del Camarat in casa contro il Marsala, mister, innanzitutto complimenti, questi vengono davvero al cuore perché oggi la squadra ha messo grinta, ha messo determinazione, ha messo letteralmente tutto in campo per portare a casa 3 punti che alla fine sono meritati. Sì, devo fare i complimenti ai ragazzi che hanno fatto una grande prestazione sotto l'aspetto agonistico del cuore. Giocavamo contro una grande squadra, una squadra veramente costruita bene, che fa un buon calcio, però i miei ragazzi hanno dato tutto e a parte i primi 15 minuti dove siamo andati un po' in difficoltà, poi è stata una partita equilibrata dove diciamo che abbiamo fatto la grande partita. 7 giorni fa, se si ricorda, avevo detto che dopo quelle vittorie a Licata e a San Vito la stagione sembrava fosse cambiata. Erano arrivati 6 punti importanti e bisognava confermare con un'ottima prestazione contro il Marsala, a prescindere dal risultato. È arrivata la prestazione, è arrivato il risultato, adesso dove può arrivare veramente questo Camarat? Ma guarda, noi dobbiamo pensare partita dopo partita, ogni partita per noi deve essere importante e poi alla fine faremo i conti. Noi dobbiamo allenarci giorno per giorno sempre per migliorarci e per avere i nostri obiettivi personali, fare un gran campionato, ma senza l'allenamento quotidiano non si va da nessuna parte. Ultima piccola domanda dal punto di vista più tattico. Oggi abbiamo visto una squadra mutaforme, a volte difendeva a 4, la maggior parte delle volte invece gli esterni facevano un lavoro importante, Spinelli da una parte, Cacchioro dall'altra. Questi giocatori che sanno interpretare più ruoli, che sanno dare il volto che vuole in base al momento della partita, questi possono fare la differenza? Sì, perché ormai il calcio di oggi non è più posizionale, ma in base ai movimenti della squadra che fai puoi diventare a 4, puoi costruire a 3, puoi costruire a 5, dipende come ti muovi e gli altri si devono muovere di conseguenza. Ho fortunatamente una squadra che ha voglia di migliorarsi giorno per giorno e questo mi semplifica le cose.
Siamo qui con il direttore generale del Camarat, Gioacchino Privitera. Direttore, innanzitutto complimenti, è arrivata la terza vittoria consecutiva e il calendario non vi aveva messo contro squadre facili, Licata, San Vito, ora Marsala. Queste gare, queste settimane hanno fatto vedere il reale valore di questo Camarat. Beh, l'avevo detto nell'intervista passata a San Vito Lo Capo. Il valore di questa squadra è alto, i ragazzi si stanno davvero impegnando tanto, abbiamo raccolto il massimo di 3 sfide impossibili, diciamo, sulla carta, però siamo molto contenti e fiduciosi perché dopo un girone di andata un po' problematico la vera forza dei ragazzi sta venendo fuori, il frutto dello staff tecnico, del mister Cammarata, e siamo davvero orgogliosi di avere una squadra del genere perché lotta su ogni pallone e mette in difficoltà qualsiasi squadra. Questa vittoria è proprio dedicata ai tifosi, a Cammarata, a tutta la città, perché le altre 2 importantissime erano arrivate comunque fuori dal catino di casa. Oggi davanti al proprio pubblico la squadra non ha fallito l'appuntamento. Beh, ci tenevamo tantissimo a regalare ai nostri tifosi una giornata così bella e importante perché ci seguono ovunque, perché oggi hanno dimostrato davvero l'attaccamento alla squadra. Ecco, a differenza di altre piazze, Cammarata è proprio questo, siamo tutt'uno con i tifosi e tutta la gente che ci ama. Pronti per ricominciare qui dal comunale di San Vito. Credo che ci sia stato un cambio nel Bagheria, togliamo il credo, è entrato il numero 15 Daniele Lopresti, si è messo dietro, adesso capiamo chi è uscito degli 11 originariamente in campo. Per quanto riguarda il Bagheria, si riprende a giocare, il primo possesso di questa ripresa affidato al San Vito. Florio si è messo a centrocampo, adesso capiamo pure un pochettino cosa è cambiato nel Bagheria. Intanto il pallone torna dietro dalle parti di Touré che va dove c'è Sandu. San Vito avanti di 2, le reti di Guaiana e di Tarantino sono state in questo momento e sono attualmente distintive per questo risultato che è ovviamente a favore dei ragazzi di Mister Colombo. Sto cercando di capire se ad essere uscito è proprio Abate con la numero 8 che ha lasciato il suo posto a Florio a centrocampo e al posto di Florio in difesa si è andato ad installare Lopresti. Qua sbaglia però proprio Capitan Florio, pallone per Guaiana, può ripartire il San Vito, ancora Bulades, un treno lì, Bulades che mette il pallone al centro. Sì, credo che con ogni probabilità sia uscito proprio Abate e al suo posto è entrato Lopresti per andare a fare il terzino e invece il ruolo di centrocampista è per Florio che qua però sbaglia un'altra volta il controllo. Andiamo quindi con le formazioni che sono scese in campo. San Vito ancora senza stravolgimenti dal primo minuto, in porta Sandu, poi la combare Touré, Ndiaye e Sadotti in difesa, Chieffo e Mustaccia come centrali di centrocampo, Bulades, D'Amico e Tarantino come trequartisti alle spalle di Guaiana. Abbiamo visto che Sadotti e Chieffo spesso si cambiano il posto, quindi anzi più Sadotti come centrale di centrocampo che Chieffo. Bagheria invece che già ha dovuto fare 2 cambi, uno che ha visto protagonista sfortunato buon Gio, qua Caldieraro ferma il pallone con le mani prima ancora che questo fosse uscito.
ingenuità che non viene però punita con un cartellino giallo dal direttore di gara, però regala una punizione gratis al San Vito. Non sarebbe cambiato molto, però, visto che il pallone è per Touré, che sbaglia, e allora occhio perché può ripartire Bagheria proprio con Caldieraro. Ancora lui, entra in aria Caldieraro, esterno della rete, ma ha rischiato tanto qui il San Vito con la scampagnata di Touré, che ha regalato però il pallone a Caldieraro, brasiliano arrivato a dicembre a Bagheria, lui che ha iniziato la carriera in patria. Pensate, ha avuto anche un'esperienza al Pafos in Cipro, attuale squadra che ha giocato anche allo Stadium contro la Juventus. Lui viene a Lombardia. Adesso occhio a Bulades, corre a destra, sempre Bulades, insiste il numero 7, Bulades, le giocate di Romito Bulades, poi c'è l'amico, la Colmare voleva il pallone al centro, però non aveva capito le intenzioni del suo compagno Sadotti. Magari è pericoloso con Caldieraro, che adesso riceve palla. Ancora il brasiliano per Ballariano. Poi Caldieraro qua colpito da Bulades in maniera pericolosa. Calcio di punizione, nettamente in ritardo qui Romito Bulades. Fallo su Joao Caldieraro. Adesso può battere Petrullo. Petrullo per Caldieraro. Ancora il 10. C'è poi Gallina che commette fallo. Calcio di punizione qui ai danni di Mustaccia. È stato cacciato questo fallo. Pattechieffo, 50esimo, gara attualmente ovviamente che sorride al San Vito. Guai però a rilassarsi troppo per mister Colombo. Qua Ndaye entra in maniera cattiva ma regolare. A terra il giocatore del Bagheria che ha subito fallo. Bulades controlla il numero 7, ancora Romito Bulades, che è una palla guaiana che gioca in mezzo ai difensori avversari. E per lui questo passaggio deviato da Costa, ma c'è ancora Guaiana! È tutto buono! Troppo molle Pennisi e Guaiana pulisce ancora 3-0. Pomeriggio di Guaiana, doppietta e San Vito che mette un altro tassello verso i 3 punti. 3-0, siamo al 51esimo e la gara comincia ad avere un chiaro padrone. Florio prova a farsi vedere, Capitan Florio, dirottato a centrocampo, ancora lui, Florio esterna a cercare qualcuno in aria, la prende Sandu e avanti di 3, adesso il San Vito, passaggio di Bulades deviato dalla testa del numero 3 Costa, poi Pennisi si è fatto un po' fregare da Guaiana che ha fatto valere il fisico in aria. Ed è 3-0 San Vito, tutto buono, tutto regolare. Lo scontro in aria tra Guaiana e Pennisi, e qua controlla da quel controllo errato di Bulades, che in realtà era più un tentativo di sottrarre il pallone. Chiude la linea di passaggio per Ballariano, che adesso va dove c'è Costa, si propone un po' più avanti il numero 3, sono in 4 su di lui e Bulades gli strappa il pallone, ancora Bulades. San Vito extra
sinistra large adesso con Bulades, pallone deviato, Cannizzaro la fa sua, si arrabbia Romito Bulades, voleva servire un altro pallone al bacio il numero 7 oggi in versione assist man. 53esimo, San Vito avanti di 3, Caldieraro, Florio, Petrullo cambia dalle parti di Picone, Mandaie sovrasta uno dei neo entrati, Pennisi, ancora Andaie a mettere il pallone lontano, Caldieraro a lottare con Bulades che lo mantiene in campo, non precisissimo, poi il passaggio di ritorno alla Commare e poi Chieffo, Sadotti controlla, non bene, si accontenta della rimessa con le mani Costa. Ancora il numero 3 per Caldieraro, atterrato senza fallo però dai giocatori del San Vito, prova a metterla giù Guaiana, ancora a lottare con Pennisi, stavolta fa buona guardia del pallone il centrale nerazzurro, Florio, spunta Petrullo, ancora il numero 4 fermato da D'Amico che si prende anche il cartellino, calcio di punizione giallo per D'Amico che è il secondo ammonito della gara dopo Chieffo. Siamo al 54esimo. Fischia Leone, c'è Petrullo in zona. Da lì ha fatto male Pane, la maglia del Camarat, Petrullo però colpisce nuovamente la barriera e può andare Andaie, autostrada per lui, ancora Andaie, va a sinistra, continua il San Vito con Tarantino bloccato e allora può farsi vedere Picone, bruciato da Mustaccia che poi con calma può girare il pallone, lo fa dalle parti di Sadotti, due mediani odierni del San Vito con Sadotti dietro, Chieffo, ancora Mustaccia. Sadotti, ancora Sadotti atterrato, calcio di punizione per il San Vito. Non è qui per il Bagheria, 56esimo, 3-0 per il San Vito, doppietta di Guaiana in mezzo ai gol di Tarantino, ancora pallone ripreso da D'Amico, Guaiana viene anticipato da Pennisi e allora Florio può provare a ripartire in contropiede del Bagheria, Florio per Caldieraro, in mezzo a due l'ex Papos viene fermato, fallo di Sadotti che si arrabbia per la decisione arbitrale, ma fatto sta che calcio di punizione per il Bagheria. Andrà Petrullo un'altra volta a battere la punizione, il calcio di punizione che è assegnato in favore al Bagheria, due uomini in barriera per Sandu, Petrullo va in aria, il controllo di Gallina che può appoggiare per Caldieraro che però non riesce a rimettere il pallone al centro, Petrullo assieme al 10, ancora Caldieraro, Mancino che arriva in aria, esce il San Vito solo per un attimo, Picone prova il destro che si impenna e finisce nella campagna sanvitese, 57esimo in corso dei 90 previsti e avanti di 3 la formazione di casa grazie a un super Guaiana, grazie a Tarantino e grazie comunque a una mentalità ritrovata che sta costruendo partita dopo partita mister Colombo, che ha dato davvero un volto tutto suo a questa formazione che ha nuovi volti, sì, ma comunque
non è neanche tanto differente rispetto a quella che veniva schierata dallo stesso Colombo nella seconda parte di stagione l'anno scorso. Questo per farvi capire poi quanto conta la testa in questi campionati, in generale nel mondo dello sport e del pallone in particolare. Adesso pallone che arriva proprio qui, quasi in tribuna. A momenti ci colpiva Lucas Chieffo con quest'altra importante chiusura. Andare con le mani Costa, 58esimo, Costa ha un rilancio insufficiente, però c'è comunque Ballariano, ancora il 7, Ballariano, Calbieraro al limite, prova il tiro, viene bloccato, c'è Florio! La potenza balistica di Capitan Florio, si mette in mostra il numero 5 con questo destro bello potente, ma c'è un cambio, il terzo della gara per il Bagheria dentro il numero 18 di Mister Tomasello e anche il numero 14, doppio cambio quindi per i nerazzurri, vediamo chi esce. Fuori Ballariano, dentro numero 14 Alessandro Costa e poi a uscire Aramburu. Quindi fuori Ballariano e Aramburu, dentro Costa e Pietro Vetrano. Vetrano entra al posto di Aramburu, arriva dalla Parmoval, il giovane calciatore che si è messo in mostra nel primo spaccato di stagione con la formazione di Partanna, Mondello e Valdinisi, con 4 reti segnate. Quindi che ovviamente alla ricerca anche di fare gioie con la maglia del Bagheria, che ha creduto nel suo profilo. Alessandro Costa invece, fratello di Christian, ha voluto riconciliarsi con proprio suo fratello nel corso di questa stagione, quando iniziarono gli scompò sul pressing di Guaiana. Oggi partiva dalla panchina. Adesso Christian Costa va lontano a cercare Picone, cambiato praticamente quasi tutto l'attacco per il Bagheria, dentro Vetrano, dentro Picone forzatamente perché Giglio ha dovuto abbandonare il campo per un problema probabilmente alla spalla nel corso della prima frazione. Poi c'è solamente Calbieraro che è rimasto dei 3 di partenza di Mister Tomasello per quanto riguarda quelli davanti. Poi qua Bulades controlla praticamente con la nuca e fa scappare il pallone. Sembrava ottima comunque l'apertura che era arrivata dalle parti mancine del campo. Bagheria che si è un po' spento dopo il gol di Guaiana. Sembrava essere entrato in campo nel secondo tempo il club di Mister Tomasello con la volontà di fare male, di attaccare il vantaggio dei padroni di casa. In realtà poi la rete di Guaiana, arrivata da una leggerezza difensiva della retroguardia nerazzurra, ha portato maggior sconforto nel Bagheria, che qualche settimana fa a Trapani ha subito una pesante sconfitta contro l'Accademia. Adesso occhio a Picone che prova a mettere il pallone al centro, chiude in maniera definitiva Sadotti che era rientrato per aiutare i suoi. Calcio d'angolo, diciamo appunto di Accademia Trapani Bagheria 3-1, una sconfitta anche in attesa per quanto riguarda Bagheria. Poi qua Touré addirittura a murare
al limite dell'area di rigore, voleva un tocco con il braccio che non c'è però per il direttore di gara. Proverà a rimettere il pallone al centro il Bagheria, c'è Piccone in zona, pallone che arriva adesso in aria con lo stacco di Gallina, altro pallone che si perde oltre la recinzione del comunale di San Vito. È 2-0, era 2-0, è 3-0, 63esimo di gioco qui al comunale. Sandu batte molto corto per Touré, Chieffo, poi Mustaccia, non riesce a saltare anche qui Costa che prova a mettere il pallone a rimorchio, deve uscire Sandu e lo fa con puntualità. Una palla a Bulades, vediamo se Sandu gliela ridà, invece va lontano a cercare la profondità di Guaiana e D'Amico. Poi Sadotti, D'Amico mette giù Florio e Pennisi, serve Costa, entra in maniera regolare qui Tarantino su Lopresti, comunque il pallone torna ad essere del Bagheria, ancora con Petrullo in mezzo a tre, Petrullo cambia passo, Petrullo, deviazione, Sandu riesce anche a evitare un eventuale calcio d'angolo, Ionut Sandu che poi aspetta l'arrivo assolito ormai degli attaccanti avversari. 64esimo. Ha ripreso palla solo per un attimo Florio, San Vito che gioca un po' con la spina staccata ora, prova a fare qualcosa anche in chiave di esperimento. Quadrilancio per Bulades, tutto buono, Bulades salta il portiere ma non riesce a fare gol, chiude praticamente sulla linea qui Pennisi. Ora Costa rischia, Costa la ridà a Bulades, ancora il 7, Bulades ha provato credo il tiro in porta, azione casuale qua del San Vito con il 7 Romito Bulades che si è ritrovato davanti a Cannizzaro, l'ha superato ma con un tocco forse addirittura involontario che era stato poi stanato da Pennisi. Il Bagheria ha peccato in questo, nelle chiusure che sembrano facili, nell'avere lucidità nei momenti più topici. Ancora Bulades, posizione regolare, può andare quindi l'idolo argentino con Bulades che non riesce però a passare. Stoppa il pallone Mustaccia, poi però non riesce a trovare Bulades, non c'è più quell'intensità richiesta anche da mister Colombo da parte dei ragazzi in campo. C'è un fallo qua commesso da D'Amico, può battere quindi il Bagheria, 66 sul cronometro di gara. Quattro cambi effettuati da mister Tomasello, nessuno ancora da mister Colombo. 66esimo, Bagheria che gioca con Gallina, poi Ndaye, Guaiana, stoppa il pallone, ancora Guaiana, deve tornare dietro, lo fa adesso Kiev. Bulades, che palla di Bulades che trova con i tempi giusti Ndaye, posizione ovviamente regolare, poi Ndaye pasticcia un poco, Gallina lo ferma e l'intervento in Ndaye è pericoloso, calcio di punizione e a terra Gallina. Credo che si sia fatto più male cadendo in maniera disattesa a terra. Qui Emanuele Gallina che ha fatto comunque una cosa molto buona a fermare Ndaye che si era un po' impasticciato dopo un pallone sublime di Romito Bulades che sta facendo quello che vuole lì a destra. Petrullo, in questo momento terzino, Tommaso Petrullo, allontano il numero 4 a cercare Caldieraro.
che si perde sul fondo laterale, batterà il San Vito, che sarà occupato in una gara da non sottovalutare settimana prossima, trasferta a Misilmeri contro la Don Carlo alla vigilia della giornata 18. Don Carlo e San Vito erano a pari punteggio in classifica con 30 punti siglati da entrambe le squadre dopo 17 partite. Adesso pallone che deve mettere lontano Chieffo, rischia però Luca Schieffo. Petrullo ancora a scambiare, poi c'è il tentativo di Costa, pallone deviato poi da diverse gambe bianche, la stoppa Sandu per terminare il discorso. Appunto settimana prossima Don Carlo Misilmeri, San Vito Lo Capo, gara al Cardiopalma. Non abbiamo ancora contezza del risultato che sta maturando al Dino Liotta, dove il Licata sta giocando proprio contro la Don Carlo Misilmeri. Ovviamente non parliamo prima, che tutto può capitare. In 22 minuti più recupero, fra poco saranno 21 più recupero alla fine del match, però si sta mettendo bene per il San Vito. Potrebbero essere 3 punti importanti anche appunto in vista del prossimo scontro diretto in zona playoff contro la Don Carlo. Marsala che è avanti di 3, era avanti di 3 alla vigilia della giornata, in questo momento sta giocando in casa contro la Folgore e quindi in attesa anche del punteggio che arriverà dal Lombardo Angotta di Marsala. Bello, bellissimo questo campionato di eccellenza per come si sta configurando dopo queste giornate. Qua Touré anticipa Picone, poi il fallo lo commette Picone, ma sono fatti male entrambi, quindi credo che ci sarà qualche altro secondo per prendere voce, prendere aria per i giocatori in campo. Sul cronometro di gara passano i minuti, ormai l'intensità alla quale ci eravamo piacevolmente abituati nel primo tempo ha lasciato spazio ad un pasillo non scontato però del San Vito in questa ripresa, un pasillo d'onore che il Bagheria gli sta attendendo, avendo anche un po' staccato la spina dopo il gol di Goiana, ma come dicevo prima anche mai dire mai, perché il calcio è bello perché è imprevedibile, non è rotondo e tutto può capitare fino a quando non è l'arbitro a fischiare 3 volte. Lasciamo per un attimo la poesia, la retorica e torniamo sul campo dove c'è questo obiettivo 3 punti per il San Vito con il rilancio a cercare Guaiana. C'è anche Touré ad aggredire la metà campo avversaria e quindi è scoperta quella del San Vito, con Petrullo però che non sfrutta l'occasione, scivola Lopresti, pallone per Tarantino che può correre sulla fascia mancina. Tarantino rientra ma viene bloccato, ancora Lopresti ad andare a contrasto, riesce a rimediare al suo strafalcione e adesso Bagheria con Caldieraro che chiede palla ma non viene servito, forse non era ancora maturo il passaggio che adesso invece gli offre Pennisi. Calderaro lotta con la Commare, pallone che viene rilanciato in avanti e c'è Florio che lo tiene vivo, ancora Florio, gira, Vetrano, può andarsene Vetrano, si lamenta Mister Colombo per il troppo spazio lasciato al Bagheria. Calderaro dal limite, ancora il 10, va con il sinistro, rientra, destra, giro! E poi Sandu si iscrive al match con un intervento fenomenale su un destro prelibato dal sapore brasiliano di Calderaro. Abbiamo visto tantissime cose belle in questi pochi secondi
la sterzata del 10 nerazzurro, la parata in volo d'angelo di Sandu, pallone che arriva al centro con ancora Pennisi che lo tiene vivo, lo appoggia a Caldieraro che ha scaldato il piedino, e l'ultimo tocco però qua è proprio di quel piede destro lì che poco fa stava facendo rientrare in partita il Bagheria, ma Sandu ha detto no. 3-0. Siamo al 73esimo, in vantaggio triplo il San Vito, ma ha rischiato con il tiro da lontano molto ghiotto di Caldieraro. C'è un cambio per i padroni di casa, sta entrando con il numero 14 Amadou Sakho ad abbandonare il terreno di gioco, e il numero 8 D'Amico credo che si sposta un più centrato e bilanciato 4-3-3 mister Colombo, con Sakho che è un centrocampista più di rottura. Florio, pallone ancora buono per il destro, deviato qui di Costa che si era fatto vedere bene, si è immolato Ndaye, c'era un buco lì al limite dell'area di rigore del San Vito e lo stava prendendo tutto Costa, bloccato però, e quindi calcio d'angolo per il Bagheria. Che arriva al centro, ma esce subito il San Vito e può sciorinare la velocità di Sakho adesso, che però viene fermato subito da Petrullo, e l'ultimo tocco è del numero 4 del Bagheria, e quindi si ripopola la metà campo nerazzurra. Ndaye andrà a battere, 75esimo in corso dei 90 previsti per questa gara, che sta scivolando via con Ndaye che va dove c'è Guaiana per Sakho, che però sta interpretando il ruolo alle spalle del numero 9, quindi fa il trequartista. Amadou Sakho, nuovo volto lì nella rosa del San Vito, lottano qui invece Touré e Vetrano. È una bella prova del 9 per Vetrano, con Chieffo, Touré, Caldieraro prova a inventare qualcosa, poi Guaiana commette fallo su Pennisi, stavolta difende bene il pallone il numero 6 che riescluda subito Guaiana. Pennisi aveva subito il colpo, poi batte la punizione. 76esimo in corso dei 90 previsti per questo match. Ancora una volta pallone per Costa, riprende Guaiana e Bulades chiama il passaggio e lo riceve. Ancora Bulades, mantiene il possesso il numero 7. Bulades aspetta, va con il mancino, cross deviato forse anche un po' dal vento, poi viene colpito Picone, non c'è nulla da segnalare per il signor Leone. L'ultimo tocco qui di Tarantino finisce quindi questo contrasto. Lopresti, sarà rimessa per il Bagheria quando ormai stiamo per arrivare, siamo entrati a tutti gli effetti nell'ultimo spicchio di questo match. Cannizzaro rischia tanto in questo passaggio centrale. Ancora Bagheria con Caldieraro che frega la Commare, che aveva provato invece un anticipo più per una palla a mezza altezza. Il rilancio era corretto ma per poco fuori misura. Rimessa per il San Vito con la Commare che andrà a battere. Non va subito la Commare, va adesso con Sakho che lotta, così come Sadotti, a testa esce il Bagheria. Vetrano apre, la controlla subito Alessandro Costa. Lopresti, Costa, Picone, pool di neoentrati lì sua destra per il Bagheria. Poi Vetrano va a rendere dura la vita a Sandu, che in realtà
riesce un'altra volta a perdere più secondi possibili, a far cascare nel suo tranello da portiere navigato, anche se molto giovane ancora, i difensori avversari. Poi qua pallone per Guaiana, si propone Bulades, voleva più una traccia centrale a tagliare alle spalle di Pennisi. Qui Guaiana, Bulades invece stava calpestando come ormai fa da 90 minuti l'erba sulla fascia destra. Qua riprende palla Sacco, ancora il 14, un po' meccanico, ma comunque va da Lacomare che viene fermato con fallo da Florio, che aumenta il volume del braccio. Calci punizione ed è a terra Lacomare e anche Florio. Non è che non abbia subito qualche colpetto in questo scontro con Lacomare. 78esimo che si chiude adesso, manca sempre meno alla fine, non so quanto farà recuperare il direttore di gara. Fuori gioco qua, chiamato a Tarantino. Calcio di punizione che può battere il Bagheria. Siamo nel corso del minuto numero 79. Facciamo un po' anche noi il countdown, anche perché c'è pochissimo da raccontare in realtà. Qualche bella cosa l'abbiamo vista, tipo la giocata di Caldieraro che prova nuovamente a sciorinare il destro, tocco credo più con il braccio che un effettivo fallo su Caldieraro da parte di Mustaccia. Calcio di punizione quindi per il Bagheria, che rimane avanti con Petrullo, che avrà un'altra occasione per andare a colpire dalle parti di Sandu. Petrullo per me uno dei migliori del Bagheria per il rendimento che ha offerto a centrocampo. Si sta anche sacrificando ora un po' sulla sinistra lì dietro per dare più soluzioni a mister Tomasello. Ora Petrullo, vediamo se va in porta o sceglie il cross. Petrullo sbaglia la battuta di questo calcio di punizione. Ora Sacco con i suoi polmoni, va Sacco, poi serve dietro compagno, perde palla Sacco e poi arriva su questo pallone Sandu addirittura, non Touré. Si era perso nei meandri la difesa del San Vito. Al solito Picone va a pressare il portiere avversario per fargli prendere il pallone con i guantoni per rimetterlo poi in movimento. Ancora Chieffo per Lacomare. Bulades si impenna questo pallone. Pennisi, grande controllo, prova ad autolanciarsi ancora Pennisi in una serie di maglie bianche, non riesce ad andare lontano il numero 6 nerazzurro. Poi Salotti che ha provato a lanciare Bulades, che ritorna sul pallone. Grande palla per Guaiana, che è in aria. Guaiana aspetta e poi prova il tiro, viene bloccato, calcio d'angolo. Si lamenta Simone Guaiana, che voleva trovare la seconda tripletta interna della sua stagione. Ancora una volta però inventa calcio Romito Bulades, che va a battere, andrà a battere, o lui o Mustaccia almeno, questo calcio d'angolo. Bulades batte il corto Mustaccia, con che arriva comunque al centro. Guaiana! Era questione di secondi per Simone Guaiana, invocato dal suo pubblico, trova la seconda tripletta stagionale qui ai piedi del Monte Monaco. E 4-0 è il pomeriggio di Bulades, è il pomeriggio di Guaiana. E inquadriamo anche il pubblico fantastico di San Vito Lo Capo, come è fantastico oggi il suo bomber, e non solo oggi. 4-0, 3 reti le ha segnate Guaiana.
punizione severissima per il Bagheria. C'è spazio ora anche per un altro cambio. È uscito Cristian Costa e al suo posto entra in campo il giovane Gabriele Viola, difensore monrealese, originario della frazione di San Martino delle Scale. Con Viola che adesso avrà qualche minuto da giocare al posto di Costa, che è sconsolato e a un passo dall'abbandonare il rettangolo di gioco già fatto, ma anche in generale la struttura erbosa del comunale di San Vito Lo Capo, che oggi si è dipinto con i colori della festa. Pittore principale Simone Guaiana, il pennello è Romito Bulades. Ci ha messo anche un leggero abbozzo, ma decisivo, Tarantino. 4-0. Completiamo questa metafora artistica per un po' descrivere questo pomeriggio per quanto riguarda il San Vito. Ancora Bulades, controllo magnifico. Dicevamo il Bagheria, punizione credo troppo severa alla fine per la squadra di mister Tomasello, che per i primi 30 minuti ha giocato con intensità, poi l'1-2 del San Vito ha un po' spento i contatori per i nerazzurri, che ovviamente non sono questi rappresentati dal 4-0 che sta maturando qui a San Vito. Sono forse più i nerazzurri che 7 giorni fa hanno reso durissima la vita a Licata, perdendo di misura al comunale di Bagheria. Adesso palla per Sacco, che può andare dalle parti di Bulades. Ancora Bulades, insiste. Bulades prova a rientrare, viene bloccato. Pallone ancora giocabile da Romito Bulades, che fa quello che vuole. Alla fine è lui a toccare per ultimo. Regalo, la rimessa al Bagheria, un piccolo regalo che il 7 fa agli avversari oggi, che li ha un po' destabilizzati con una prestazione fenomenale. Assist a non finire, palloni controllati, lanciati con maestria. Non è oggi che conosciamo il reale valore di Romito Bulades, però dopo quella brevissima parentesi a Marsala è rinato nuovamente qui a San Vito. Occhio a Caldieraro, prima che arriva al centro la stoppa Touré e poi Mustacci in mezzo a due, torna da Sadotti che appoggia dietro con Chieffo e poi Daie. Siamo persi nel frattempo l'entrata del nuovo arrivato in casa San Vito, Francesco Bonfratello, che è entrato al posto di Tarantino in occasione del gol di Guaiana. La pausa avuta il gol di Guaiana, qua Bulades riprende palla ancora per Guaiana che fa un velo, arriva Bonfratello al limite, prova ad andare, viene fermato prima che possa scoccare il tiro, ma ancora Bonfratello insiste e poi Mustaccia viene interrotto dal suo compagno di squadra. Ancora Sacco, insiste Sacco in aria, entra ancora il pallone, lo esce con confusione però il Bagheria. C'è sempre San Vito, c'è sempre il pallone per il numero 3 Sadotti, che viene atterrato, si prende il calcio di punizione. Ci ha provato Bonfratello, ne abbiamo appena parlato, lui giocatore offensivo, un po' un'alternativa appunto al Tarantino in forma smagliante che stiamo vedendo nel corso degli ultimi giorni, delle ultime settimane. Qua pallone complicato per Sandu, che deve evitare quei peggiori con un controllo al limite e poi va lontano con il sinistro. Si lamenta il portiere italo-rumeno dicendo a caratteri cubitali alla sua squadra che è troppo spaccata, troppo lunga in avanti. Poi qua Touré lotta con Vetrano e Sandu salta il pallone.
ottiene la rimessa e c'è spazio anche per un altro cambio per il San Vito, anzi un altro doppio cambio per la formazione di casa. Abbiamo detto poco fa che era uscito Tarantino in occasione del gol di Guaiana ed era entrato Bonfratello. Adesso 2 cambi per mister Colombo, ad uscire Lacommare stremato, un'altra prestazione mostra da parte del giovane terzino sanvitese, e adesso vediamo chi è entrato al suo posto, e ad uscire poi anche Simone Guaiana, che si prenderà l'applauso del suo pubblico e anche della panchina avversaria. Sportività da parte del Bagheria, se ne accorge anche il comunale che regala il giusto applauso al suo bomber, che trova un'altra tripletta stagionale, la seconda in casa dopo quella citata da noi prima che segnasse il primo gol contro la Folgore. Forse gli ho portato fortuna. Nel frattempo entra Caleb Kubi nel San Vito al posto di Lacommare, invece al posto di Guaiana è entrato, se i miei occhi non mi ingannano, il buon Tony Victory Erasmus, anche lui nuovo volto, così come Kubi nella rosa del San Vito, che proveranno a destreggiarsi e soprattutto a farsi un nome, così come tantissimi ragazzi hanno fatto qua a San Vito e hanno fatto soprattutto carriera anche nel breve. Esce pure Mustaccia con qualche attimo di ritardo rispetto ad altri protagonisti della sfida. Altro cambio quindi praticamente al 90° per il San Vito, e al suo posto è entrato il numero 18 Jesse Rocco Finelli, anche lui molto giovane, fresco, e qua prova subito a pressare forte su Cannizzaro per recuperare il pallone, poi lotta tanto Erasmus e tiene anche la rimessa con le mani. Anche il momento più adatto per mister Colombo per testare le nuove leve, per metterle in campo, per dargli ad ognuno di loro delle responsabilità. Qua Sacco in qualche modo, Finelli lotta, Sacco ancora, che è tornato nel frattempo nel suo ruolo al centro del campo, dove può permettersi di essere un po' più macchinoso. Vediamo adesso quanti minuti di recupero darà il signor Leone. Non credo che ci sarà però bisogno di dare altro spazio alla cronaca di questa gara. Bulades mette il sinistro al centro, si meriterebbe il gol Romito Bulades, ma intanto prova a uscire Bagheria, prova quantomeno a mettere una timida firma in questo tabellino a senso unico. Sacco preferisce tornare dietro, anche perché c'era un problema per un giocatore del Bagheria, se non vado errato. E adesso siamo ormai entrati nei minuti di recupero. A vuoto Sacco, la riprende Capitan Florio, che lancia lontano a cercare Picone. Potrebbe essere praticamente ogni azione ormai l'ultimo respiro di questa gara che il San Vito sta portando a casa con cinismo, solidità, palleggio, qualità che ormai abbiamo ben evidenziato nella squadra di mister Colombo anche nelle sue ultime uscite, anche in quelle andate meno bene rispetto al normale, rispetto al previsto. Ormai appunto la normalità a San Vito è essere lì, è essere nel treno delle grandi di questo campionato di eccellenza, una cosa che credo che chiunque a inizio anno non sarebbe neanche sognato di dire. Ma è questo il bello del pallone, la sua imprevedibilità, così come Calbieraro che prova ad andare col destro, Sandu lascia lì e arriva la rete proprio sul finale di partita di Vetrano. 4-1 la parata di Sandu, che però non può nulla sul tocco di Pietro Vetrano, che trova quindi un gol della bandiera, un gol comunque che dà fiducia al lavoro dell'ex Parma. Un bal 4-1.
sono sicuro che non sarà contento mister Colombo di questo gol subito alla fine da parte del San Vito con il tiro di Caldieraro. Stavamo parlando dell'imprevedibilità del pallone, sicuramente il numero 10 è un talento che fa di questa caratteristica uno dei suoi punti cardine. L'abbiamo visto anche con qualche tiro dalla distanza che aveva provato nel corso della gara. Qua il pallone passa, allora può andare Sacco che vede Bulades, ancora il 7, Bulades col destro stravolta, va al centro lo stacco tentato qui dal buon Bonfratello, che aveva provato ad andare anche lui a mettere la firma sul tabellino del match. Lascia ancora giocare un po' il signor Leone per dare anche spazio forse alle seconde leve di entrambe le formazioni che hanno trovato spazio nel corso della ripresa. 4-1 il punteggio per quanto riguarda la gara del Comunale, che sta ormai per arrivare alla sua fine. Sbaglia Cannizzaro e finisce qui la partita. Triplice fischio del signor Leone, San Vito, Bagheria e storia. E soprattutto una vittoria importantissima e convincente del San Vito, che vince e convince e si porta a casa 3 punti importanti per la corsa playoff. Bagheria invece va a casa con una punizione severa, severissima, resa meno amara dalla rete nel finale di Vetrano. E allora ricordiamo tabellina marcatoria al Comunale di San Vito è terminata 4-1, la gara valida per la giornata numero 18 del campionato di eccellenza Girone A. San Vito avanti nel primo tempo con le reti al 30° di Guaiana, qualche secondo dopo di Tarantino, un 1-2 davvero distruttivo per i ragazzi di mister Tomasello, che invece ha dato le ali, ha fatto spiccare il volo a quelli di mister Colombo, che poi nella ripresa hanno dilagato con altre 2 reti a firma di Simone Guaiana. Finisce quindi 4-1 perché alla fine è arrivata anche la rete di Vetrano per quanto riguarda il Bagheria. Grazie a tutti per averci seguito anche oggi qui dal Comunale di San Vito Lo Capo. Ricordiamo un'altra volta il punteggio: San Vito Lo Capo 4,